No, I'm not a writer. Ma sì, perché praticamente immaginati sta scena, ci sono le luci dei locali che si specchiano qua nel fiume, quindi vedi le luci un po' colorate, no? E le papere che ci passano sopra, tutto il bordo con la neve, innevato, è bellissima sta roba. Però so già che dopo, quando vedo il video nel computer sarà tutto nero, che tu giustamente a casa dici cazzo film sto qua, l'oscurità ogni volta, vabbè, così è. Vedi il cane, ci hanno messo anche la fontana con la Madonna in giardino, cioè abbiamo un giardino full optional, vedi, abbiamo anche, guarda che fontana, non è da tutti avere sta fontana qua. Guarda il mio cane, aspetta che non vada in acqua. Oh, CP, stai attenta, stai qua, dai, te che fai sempre le cose pericolose, un giorno o l'altro mi vai in acqua, sì, vabbè che sa nuotare, però insomma, non c'è un bacchetto, Amy, un bacchetto, dov'è il bacchetto? Trova un bacchetto! Ma non c'è neanche un bacchetto! Dai, dov'è il bacchetto? Bacchetto! Dov'è il bacchetto? Trova il bacchetto! Lo prendiamo direttamente dalla fonte della siepe. Non c'è un bacchetto, Gioia! Dai! Trova un bacchetto! Cata un bacchetto! Guarda qua! Oddio, no, non è un bacchetto, è una foglia. E questo? No, anche le spine, no, quello no. Non c'è neanche un bacchetto, cosa ti devo dire? Il bacchetto! Dov'è il bacchetto? Il bacchetto! Che tipo! Sei felice, cara? Ti piace la neve? Giù. Sti cani moderni. Che magairone. No, non lo vedi te. Amata, aiuto! Ti impegni! Sto cane che si impena. Vamo che fa freddo, via! Il vento e questo cane spruzza sentimento. No, sento un cazzo. Quando arriviamo ti devo far vedere una roba figa, una roba faiga. Uccio cane, vado. Le super stalattiti che abbiamo. Allora, queste qua sotto va bene niente di che. Ma guarda qua sopra, cosa non c'è, troppo fai. Che fuori che storie. Vediamo. Che bello. È belle dure, porca miseria. Cane, andiamo. Vieni qua, tata. 1, 2, 3, hopla. Eccola. Sti cani, pericolosi. Caluccio. E adesso spengo che arriva Madame e basta, ceniamo e via, dai. Boh. Ci aggiorniamo domani, cane, digli. Ha detto che ci aggiorniamo domani. Signor cane, mi sono permesso di mettermi nella sua poltrona perché secondo me da qua la luce è migliore. Cioè sì, lo vedi perché guarda, lo vedi da qua il monitorino, cioè capisci che ogni tanto lo uso, è da usare sempre, solo che sai, la GoPro già non dura niente di suo. Per far funzionare questo monitorino devi attivargli il wifi e quindi non prende niente. Poi vediamo con la luce aumentata. È così meglio ancora, è una buona luce così, vedi? Cane, cosa dici? Ma sì, comunque cosa dovevamo dire? No, niente, basta. Quello che dovevamo dire l'abbiamo detto quando eravamo fuori là, vero Cici? Sì? Digli, io ho mangiato tante pape ho mangiato io, tante pape. E adesso sono un po' così, un po' in fase digestiva, la fase della digestione. Sì. Limoniamoci, no? Che c'è gente che ci guarda, dai. CP, cani pericoloso. Comunque ragazzo, abbiamo detto, se non hai il webasto, cioè lascia stare, cioè a parte diciamo andare a fare il full timer, ma anche se devi farti una bella girata magari in paesi freddi, nordici eccetera, lascia stare, perché c'è il rischio o che ti si, tra virgolette, gela il gas, cioè che non funziona, non gassifica, o che ti finisce, non lo trovi eccetera. Come cacchio fai? Sei ciulato, hai capito? Sei ciulato. Oppure magari che non so, lo lasci spento, poi la stufa non si accende perché magari il camino è pieno di neve, che cacchio ne so io. Cioè lasciamo stare. Io quest'inverno l'ho passato di lusso, ma per carità è stata un po' anche una questione di fortuna,
che ho trovato, diciamo l'ultimo gas che ho fatto era anche buono perché ha funzionato a -6 quel che era, quindi c'è andata di culo vero Emi, se no ghiacciava come l'altro anno. Però quest'estate niente, si monta due e basta. Lasciamo il camper quel che c'è da lasciarlo, CP sta a casa e io mi farò prestare uno scooter, qualcosa si inventerò e così andrò a dormire da mia nonna come ai vecchi tempi quando ero bozza che lavoravo qua a Jesolo io, no? E la facevo in ciao, la facevo sulla strada quella lungo l'Arzine, sì che non si potrebbe neanche andare, è una pista ciclabile diciamo nei sassolini lungo il Piave e ti porta fino a Cortellazzo, da Eraclea a Cortellazzo, è bellissima, cioè di notte col ciao prendere le buchette, impenare, bellissimo cazzo, bello bello bello, ma chissà che non ci venga la voglia di prendere un motorino Emi, da attaccare da qualche parte. Che già è pesante di suo sto camper. Allora, se avessi la possibilità di cambiare motore, mettere non so, un 150 cavalli, là quasi quasi sì, mi metterei un bel portascooter. Che così puretto, già intrigato andare avanti. Cioè, in pianura mi va anche di lusso. È la montagna che proprio, ragazzi, non ci siamo. L'unica cosa, io anche volevo... Ho detto, ma sì, facciamo la follia un giorno, mettiamo ancora via un po' di soldini, prendiamo un bel motore, però mi sa che dopo non ti passano le revisioni, ti controllano anche quello, hai capito? Cioè non parliamo tipo di passare da un 1.900 turbo a un 2.5 turbo, sempre il Ducato vecchio, ma io intendevo proprio un motore tipo un 150 cavalli, una roba così, no? Che io vado via pianissimo col camper, però in montagna andare su tranquilli in seconda, così, in terza. Vabbè, lo stai guardando, se ci sono i baù, ma te proprio non va giù che esistano altri baù, per carità. Diciamo, siete nel mio giardino, digli. Io ho messo le cose per iscritto, bene in chiaro, con ogni pisciata, che quello è il giardino di Emi, vero Tata? Lo so, però anche gli altri cagnolini, poretti, falli andare un po' anche nel tuo giardino anche loro, no? Che fanno le loro cose, annusano le tue pipì, hai capito? No? Non è molto convinta.